eccoci qua a sfaticare ancora un po'. Guarda, questa mattina stavo tanto bene a letto che l'idea di venire qui a sfaticare non è che mi gustasse molto. Vabbè dai, comunque siamo già a metà dell'opera, forse. Adesso dalla Forcella a Scodavacca praticamente parte un sentierino, traccia di sentiero, eccolo qua, Nico che sale, bello ripido, che ci porterà fino alla tacca del Cridola. E dalle relazioni che abbiamo trovato indicano circa 2 ore e mezza fino alla tacca del Cridola e poi credo in totale di salita 4 ore, comunque vediamo meglio dopo. Questa appunto è il sentierino che sale fino alla Forcella o tacca del Cridola, ecco, e poi la via normale comunque è tutta qui a sinistra, è esposta ad est. Che faccia? Oh. No, ma va, tutto tranquillo. Sì? Sì. Non è faticoso. Non rimpiango il letto di stamattina. No. Come passeggiare in centro a Padova. Uguale. Wow. Com'è? Bella.
Ma tanto marcia, Tanto marcetta. Dolomiti. Così Dai che andiamo in cima. Dai che giriamo. Ciao crocina. Non sei proprio una crocina, sei una crociona. Una big croce. Bella. Sempre così bello. Arriva in cima. Era una bella croce. Ciao crocetta. Bravo amore mio. Altra cima conquistata insieme a te. Bellissima, bellissima, bellissima cima. Ma marcia. Molto marcia alla salita. Marcissima. Sì, però purtroppo è così. Però veramente è uno spettacolo da qua. Le Dolomiti Friulane sono veramente belle. Hanno un che di selvaggio proprio. Fatalità, oggi abbiamo anche incontrato tanta gente che saliva qui su. Forse siamo anche gli ultimi. Forse siamo gli ultimi? Penso di sì. Sì, però bella, bellissima. Bello.